fascisti siete! Tutto il tempo, abbiamo 12 mesi per dirlo, uno a uno, casa per casa. È finito più o meno con queste parole, pronunciate in un'atmosfera infuocata, il Consiglio Comunale di Venezia, nel quale le opposizioni interrogavano il sindaco sulla cosiddetta lista nera. L'aria si fa tesa già prima della seduta, quando una mezza dozzina di persone, capitanate dal presidente di municipalità di Chirignago Zelarino, Francesco Tagliapietra, si piazza davanti al pubblico, arrivando da un'entrata diversa da quella degli altri spettatori. Ai cartelli "Mettimi nella lista" e "Trump in Saor", con l'arrivo dei sostenitori del sindaco, si sono uniti i cartelli "Siamo tutti con te Luigi" e "Duri i banchi". La cosiddetta lista nera è un documento sequestrato nell'ambito dell'inchiesta Palude con nomi di persone che in questi anni avrebbero mancato di rispetto al sindaco. Era contenuta in un formato cartaceo in una cartellina all'interno di un armadio nell'ufficio a me assegnato presso il polo tecnico della Carbonifera. Era presente una tabella con le seguenti voci di colonna: cognome e nome, contenuto dell'offesa, in sintesi. Al termine dell'intervento di Brugnaro, la giunta e la quindicina di consiglieri di maggioranza presenti di persona si alzano in piedi ad applaudire in una standing ovation di qualche minuto, separati da una ventina di metri dalla folla dei contestatori che ha accolto le parole del sindaco con tutt'altro spirito. Spero che gli elettori se ne ricordino l'anno prossimo quando andremo a votare, visto che in presenza di scandali ripetuti come le spese elettorali, come l'inchiesta Palude, vedremo cosa porterà, e anche questa schedatura di massa che nessun'altra città italiana e nessun paese democratico si è mai vista. La risposta del sindaco è giudicata insufficiente dalle opposizioni. Nell'interrogazione si chiedeva tra l'altro se la giunta comunale abbia deliberato in merito a tale procedura, quali risorse pubbliche siano state impiegate per la raccolta di tali informazioni, se corrisponda al vero che siano stati monitorati anche dipendenti comunali. Il sindaco ha continuato con il suo stile di violenza verbale e di protervia, sostanzialmente ancora continuando a minacciare cause civili a destra e manca con l'evidente intento intimidatorio. Credo che si sia stato fatto tanto rumore per nulla, nel senso che questa famosa lista nera io personalmente non l'ho mai vista, è oggetto di sequestro della Guardia di Finanza, rientra tra una serie di atti di cui mi pare la Cassazione abbia addirittura disposto la distruzione.